il mio prim a legge giorno, una volta di gardelin, il mio bas all'angelin, una cola di canon o era un basso profondo. Chi si c'è tanto dalla casa dai colossi, che sarebbe stata la mare di Pasolini, Colossi, e si c'è tanto in una stanza da che era l'accademia alla che si veniva a studiare. Pasolini gli insegnava il furlan, gli insegnava a scrivere, gli insegnava a comporre. Si c'è tanto gente che la madre di Pasolini era Colossi e dopo ha sposato il colonnello. Allora Pasolini lo conosceva no? Perché stava per di là dalla strada e ogni dì si chattava, no? E una dì a me dice, Gigion, siccome che noi altri sa la sera e si chattava in tal bordo di Pordenone, una compagnia di noi Giovenassi, alla sera si sentava in tal marciapiede e facevano cantate, di che cantate, tutti i piloti che potevano inventare, non inventati, li sapevano insomma. E Pasolini, lui e la Pina Kals, che era una sfollata istriana, passavano per lì ogni sera e si fermavano a sentire, no? La prima uscita si giù a Soppola, dal Ciascello di Soppola, e lì vinciantato, a squarciagola, la Pina ogni tanto faceva una suonata, una sviolinata, e lì poi tutti città sincera, gli uomini là di Soppola, uomini, femmine, sì, fronza era di tutto là. Dopo, finito lì, una bella bicchierata, con i mascelli spartavano fuori il vino dagli scugelli, e dopo siamo venuti a casa. Di lì poi abbiamo continuato altre domeniche a fare concerti di qua e là. Soppola, dopo ha dedicato una piccola 4 parole per l'Iglesia, per i 500 anni del nostro Iglesia, vedo che viene là di fronte dai Carbonieri che volta era adesso. Vi dico un accenno. O glisiutat alto green, quantus mars campreat, 500 anys che noi savem, divei capati te amat. 500 anys che noi savem, divei capati te amat. Tan porton di Casarsa ha una vecchia stemma, a figura un fus, e sotto ha un scritto, Colus. Colussi alle nostri non. Io ho avuto che stemma frutin, e in che la suonavi i campanis di un antic misdì. Usata al porton, stava un donzel a spettal di sna, che dal fogolar belsal fumava, che il donzel si chiamava Colussi, come no altris. In questo testo inedito, che troviamo in questa bacheca del Centro Studi Pasolini, nella casa Colussi, troviamo in maniera esplicita quel profondo legame che Pasolini aveva con i Colussi, con il clan contadino dei Colussi. In quel porton dai Colussi noi troviamo l'incipit di una delle sue opere teatrali giovanili, I Turcs tal Friul. A Casarsa, l'anno 1499, drenti dal quartin dalla casa dai Colus, Culciar e altri in prest parcera. Maggio 1944, Casarsa. Pasolini scrive I Turcs e lo ambienta proprio dentro uno di questi portoni dove risiedevano le famiglie dei Colussi.
Alcuni, i più importanti protagonisti di questa opera, dei Turcs dal Friuli, sono tre fratelli, Pauli Colus, Meni Colus e Nisiuti Colus. Ecco, questo testimonia proprio ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, questo profondo legame con Casarsa e con i Colussi, al punto tale che Pasolini usa questi personaggi che nella realtà esistevano ed erano suoi amici, erano persone che lui conosceva per le sue opere teatrali. Ma troviamo una testimonianza ancora più importante in una sua opera poetica, nel Romancero, dove dedica un'intera sezione ai Colussi. Questa sezione in effetti si chiama I Colus. Sono alcuni componimenti che raccontano la storia di questa terra dal periodo napoleonico, e questo componimento si chiama appunto Il soldato di Napoleon, fino all'ultima guerra, al 44 e al 45, raccontando la prima guerra mondiale in Caporetto, e in qualche misura troviamo proprio che i protagonisti sono i Colussi. Del soldato di Napoleone, qualche anno più tardi, nel 63, troviamo una canzone nel primo album scritto da Sergio Endrigo, che adesso vi facciamo sentire.